De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 33 e 34. C'è una strana calma questa mattina alla redazione di Gioca e suona. Il capo non urla come al solito, non si sente volare una mosca. È vero? Ciao a tutti, come va? Ma cosa avete tutti? Cosa vi è capitato? Io non capisco. Dai, rispondete, dite qualcosa. Ma da quando è qua Filippo mi mandi dei bigliettini? Questo bigliettino dice: siamo stati derubati. Solfaggiò è piombato qui con una macchina tremenda, una specie di aspirapolvere, e si è preso tutti i suoni, tutti i rumori di Gioca e suona. Così non possiamo più lavorare. Per tutti Maumam! Si dice baobab. Ma lo so che ci sono i baobab, ma scusa, se ci sono i baobab ci saranno anche i Maumam. Sì, va bene, come vuoi tu. Ci sono i baobab e le baobab. Ma adesso abbiamo altro a cui pensare. La situazione non è piacevole. Ascolta bene, a me sembra di sentire qualcosa. È vero, forse non tutto è perduto. Solfaggiò credeva di aver rubato tutti i rumori e i suoni, ma il silenzio assoluto non esiste qui sulla Terra. Forza ragazzi, al lavoro! Mi è venuta un'idea fantastica. Su, non state lì a piangere, soffiatevi il naso e mettiamoci al lavoro. Faremo il nostro gioco e suona con i rumori piccolissimi. Mentre prepariamo il primo gioco, tu, Dorella, inventa qualcosa. Visto che parliamo di rumori piccoli, mi è venuto in mente che un compositore famoso con un nome un po' difficile, Rimsky-Korsakov, ha scritto un brano intitolato Il volo del calabrone. Ascoltate, proprio divertente. Intanto noi vi prepariamo un bellissimo gioco. Pagina 35. Vediamo che cosa ci hanno preparato i nostri amici di Gioca e Suona. Mi sembra proprio un bel gioco. A pagina 35 sono riprodotte 4 vignette di ambienti diversi. Sono posti che conoscete bene e di solito molto silenziosi. Sotto ciascuna vignetta sono illustrati 3 rumori piccolissimi che si nascondono nel silenzio. Ma noi ve ne faremo sentire soltanto uno per vignetta. Quale? Dovrete indovinarlo voi e quando l'avrete riconosciuto lo segnerete con la matita. Siete pronti? Bene, cominciamo. Vignetta numero 1.
Vignetta numero 2. Vignetta numero 3. Vignetta numero 4. Ci siete riusciti tutti? Sì, anch'io ho giocato. Vuoi vedere cosa ho fatto? Allora, il primo rumore era il plic plic di un rubinetto. Il secondo, il cri cri di un grillo. Il terzo, il miau di un gatto. Il quarto, il di una zanzara. Bravo Cirillo! Ma io vorrei giocare ancora. Pagina 36-37. Va bene, ma questa volta sarà un po' più difficile. Alle pagine 36 e 37 vedete delle tesserine che assomigliano a quelle che si usano per giocare a domino. A sinistra di ogni tessera c'è un disegno, a destra invece c'è una casella con un punto interrogativo. Lì dovrete incollare voi le tesserine che ritaglierete dal foglio apposito. So che a voi piace tanto ritagliare, quindi tagliate le figurine senza farvi male, state attenti. Avete ritagliato i disegnini? Allora possiamo giocare. Vi faremo sentire prima il rumore che corrisponde al disegno a sinistra nella prima tesserina. Lo avete riconosciuto, vero? È il solito rubinetto che perde. Filippo, ricordati di chiamare l'idraulico domani. E adesso aprite bene le orecchie, perché sentirete il rumore misterioso da incollare nella casella accanto al rubinetto. Questo era proprio facile. Qualcuno si sarà già accorto che c'è un'altra tessera con il gatto, proprio uguale a quello che avete appena incollato. Anche questa tessera a destra ha una casella con un punto interrogativo. Ascoltate questo nuovo rumore. Incollate la figurina corrispondente sulla casella accanto al gatto e cercate la tessera successiva che ha la medesima figura appena incollata. Avete capito come funziona questo gioco? Eccovi allora gli altri rumori. Siamo alla quarta tessera ed eccovi il nuovo rumore. Quinta tessera. Sesta tessera. Settima tessera. Ottava tessera. Per tutti, Baobab e Maomam! È proprio divertente! A questo punto vi sarete accorti che su ognuna delle figurine che avete ritagliato e incollato c'è una lettera dell'alfabeto. Se avrete scelto le 8 figurine giuste, le lettere formeranno un nome che potrete scrivere nelle 8 caselle bianche in fondo alla pagina. E questo nome è... Cristina! Bravo
Cirillo! Sono sicura che tutti i nostri amici hanno indovinato. Pagine 38 e 39. Cantiamo insieme. L'argomeco di oggi è il mento. Come? Volevo dire, l'argomento di oggi è l'eco. Come dire, ripetere con un po' di ritardo ciò che si è appena detto. Cantiamo queste due canzoni. Una la conoscono anche i sassi ed è Fra Martino Campanaro. L'altra ha un nome strano e viene da molto lontano. Da dove? Da dove? Dall'Australia. E si chiama Cucaburra. Si cantano così. Mi raccomando, fate attenzione perché non è facile. E guai a chi sbaglia. Cucaburra sta su una vecchia pianta, tutto il santo giorno felice canta. Qua, Cucaburra qua, Cucaburra canta insieme a me. Cucaburra sta su una vecchia pianta, tutto il santo giorno felice canta. Pagine 40 e 41. Cirillo e la casa misteriosa. Il problema della redazione di Gioca e Suona sembrava facilmente risolto, ma cosa succederà se non si recuperano i suoni e i rumori? Il capo è molto preoccupato e non potendosela prendere con nessuno, nemmeno con Filippo, per la disperazione se la prende con tutto ciò che gli capita a tiro, distruggendo matite, penne, gomme. Cinderella! Hai visto Cirillo? No, io credevo che fosse di là con te. Ma dove si è cacciato? Filippo, Camilla, Saverio, aiutateci a cercare Cirillo. Eccomi. Guardate, ho recuperato tutti i rumori. Quante volte ti ho detto che non devi allontanarti senza avvisarci? Uffa, è sempre la stessa storia. Io faccio del mio meglio per aiutarmi e tu mi sgridi. Il fatto è che ci hai fatto prendere uno spavento, ma come hai fatto a recuperare i rumori?
che è riuscito da solo a penetrare nel covo di Solfaggiò e a recuperare tutti i rumori per le prossime cassette di Gioca e Suona. Come ha fatto? Guardate a pagina 40 e 41 e ascoltate il racconto di Cirillo. Io ho seguito i rumori che sentivo venire da una strana casa. Più mi avvicinavo e più i rumori diventavano forti. Ho letto un nome scritto sulla targa. Che nome era scritto sulla targa? Sulla targa c'era scritto falso. Che strano nome, ho pensato. Proviamo a bussare, cosa vuoi che mi possa succedere? Ho bussato e una voce misteriosa mi ha detto: per entrare non occorrono chiavi, basta mettere al posto giusto le lettere della targa. Quello che leggi è un nome falso che nasconde quello vero. E tu sei riuscito a risolverlo? certo era. No, non dirlo! Dovranno scoprirlo anche i nostri amici e dopo averlo scritto nelle caselle sotto la targa falsa potranno controllare la soluzione in fondo a pagina 42. E così la porta si è aperta. Ma con un rumore che mi ha fatto venire i brividi nel naso. Io avevo un po' paura, ma per tutti i Maomam mi sono detto: devo aiutare i miei amici di Gioca e Suona, che sono in questo guaio per colpa delle mie orecchie. E così sono andato avanti. Entro e subito la voce, e che voce, ragazzi, dice: Sei stato abile. Ora eccoti una nuova prova. Come vedi, sei in una cucina. Ascolta e se ci riesci devi far tacere tutti i rumori che odi. mi ha gelato il sangue nelle orecchie per tutti i Baobab. Bravo, Cirillo! Perché? E finalmente l'hai detto giusto. È stata la paura. Beh, ma com'è andata? Senti. Cosa dovevo fare? Ho fermato la... Ho chiuso il... E ho staccato la spina del... E tutti i rumori sono spariti. Sono sicura che anche tutti gli amici di Gioca e Suona avrebbero saputo fare come te. Avete sentito i rumori? Segnateli con una crocetta sul disegno e se volete controllare le vostre risposte, guardate in fondo a pagina 43. Senti, sono ansiosa di sapere cosa è successo dopo. Si è aperta un'altra porta. E mi sono trovato davanti a una lunga scala. Questa scala è un po' speciale. Ogni gradino emette un suono. Tutti emettono lo stesso suono tranne uno. Quando ti troverai sul gradino con il suono diverso, dovrai premere un pulsante che si trova sulla parete, altrimenti sotto i tuoi piedi
si aprirà una botola e addio Cirillo. Le gambe mi tremavano, la proboscide mi tremava e le orecchie. Quelle dovevo tenerle ben ferme per capire la differenza tra i suoni degli scalini. 1, 2, 3, 4, 5. Evviva! Ce l'ho fatta! E voi bambini, avete capito qual era lo scalino col trabocchetto? L'avete segnato con una crocetta? Allora controllate la vostra risposta a pagina 44. Sei molto abile, Cirillo, e hai buone orecchie, ma non credo che riuscirai a risolvere il quiz finale. Molto difficile. Difficile! Difficile! Non ti basteranno le orecchie, ci vorrà anche molto cervello. Cosa devo fare? Vedi questa stanza? È la stanza della musica. Anche le piastrelle sono decorate con disegni di strumenti musicali. Per superare questa prova, in primo luogo dovrai fare attenzione a non calpestare le piastrelle nere. In secondo luogo, dovrai passare solo sulle piastrelle con l'illustrazione dello strumento di cui udrai il suono. E se sbaglio? E se sbaglio? Se sbagli, sarà per l'ultima volta, perché ogni piastrella è una botola che rimane chiusa solo quando suona lo strumento illustrato. Hai capito bene? Lo spero per te. E se volessi tornare indietro? Impossibile. E va bene, sono pronto. Aspettate un attimo che mi asciugo il sudore, poi vi dirò come ho fatto. No, no, Cirillo, non devi dirlo. Anche i nostri amici devono seguire il tuo percorso cercando di non cadere nella botola. E per verificare le risposte potranno dare un'occhiata in fondo a pagina 48. Oh, dai, Cirillo, non tenerci più sulle spine. Dici come hai fatto a recuperare tutti i suoni? Dopo aver superato la stanza della musica, mi sono trovato davanti a una scala stretta e buia. In fondo c'era una porticina, dietro la quale si intravedeva qualcuno. Dietro a quella porta c'è Solfaggiù. Tu hai risolto tutti i quiz e perciò hai diritto a scegliere tra queste due proposte. Vuoi i rumori per i tuoi amici di Gio che suona o vuoi che Solfaggiù sparisca per sempre? Ma attenzione, in questo caso porterà con sé tutti i rumori.
Io voglio i rumori. Eccoti i tuoi rumori. Ma sentirete ancora parlare di me. Tu e i tuoi amici di Gioca e Suona. Pagine 42 e 43. Le canzoni di Gioca e Suona. Evviva ragazzi! È venuto il momento di imparare a suonare la canzone di Cristina! Allora prendete la vostra tastierina e via con la musica. Ma ascoltate bene e fate attenzione anche alle dimensioni dei tastini colorati. Sicuramente vi sarete accorti che i tastini delle canzoni, oltre ad essere colorati, sono anche di varie dimensioni. Ce ne sono di piccoli, di medi e di grandi. Quelli piccoli durano poco, diciamo così. Quelli medi così. E quelli grandi così. Fate attenzione a questa esecuzione di Pollyanna e capirete subito. Ma su questo argomento, che è molto importante, torneremo ancora. Pollyanna che sa che in ogni viso nascosto c'è un sorriso e lo conquisterà. Pollyanna che con la sua dolcezza regala tenerezza e il cuore ti aprirà. Pollyanna, 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 Pollyanna. Il cielo è sempre sereno Per chi ti conoscerà, risplende l'arcobaleno che tutto colorerà. E adesso, Cirillo, proviamo a suonare questa canzone con la nostra tastierina. Oh sì sì, bene, cominciamo subito. Posso tenere il tempo con la codina? Ma certo! Pagina 44 e 45. Le interviste di Cristina. L'eco. Povera me, che faticaccia. Ragazzi, non potete farmi questi scherzi. Un'altra intervista come questa e do le dimissioni. Bene, ricominciamo da capo. Senta, io devo farle una breve intervista. Ragazzi, se qualcuno mi può dare una mano, qualcuno le tappi la bocca, fate qualcosa. Io me la caverei con un piccolo trucco. E cioè? Non ti preoccupare, risponderò io, perché tanto io so già tutte le risposte.
Speriamo in bene. Allora ricominciamo. Se sei l'eco, come devo chiamarti? Signor o signora? Veramente io sono la ninfa Eco e quindi sono una signora. Una ninfa? Ma sarai bellissima. Oh sì, certo, quando ero una ninfa in carne e ossa, ma ora sono solo una voce e nemmeno la mia. Ma come è successo? È successo tanti anni fa. C'erano gli dei e quando si innamorava di te uno di questi personaggi, come per esempio il dio Apollo, di solito finiva male, come è successo a me. Oh, poverina, mi dispiace. Ma che cosa ti è successo? Apollo si innamorò di me, ma a me piaceva un altro e di Apollo non mi importava proprio un bel niente, ma era un po' prepotente e così si è vendicato. Come? Come? Ecco, non posso dire più niente di quello che penso, posso solo ripetere quello che dicono gli altri e nemmeno tutto, solo le ultime sillabe. Oh, povera Eco. Ma non ti devi disperare, signora Eco. Per quello che ne so io, tu sei importantissima, perché fai divertire tanta gente, in particolare i bambini, che quando vanno in montagna amano scoprire se c'è l'eco. Basta gridare una sola parola e stare a sentire se arriva la risposta. Per esempio così. Cirillo! Cirillo! E perché altro sono importante? Ma per gli effetti speciali. Sai che ci sono cantanti famosissimi che sanno come incantare le platee grazie a bellissimi effetti d'eco? Ah, davvero? Perché se è così, allora... Ma certo! Anzi, ti dirò di più. Ci sono dei musicisti che hanno inventato dei brani proprio in tuo onore. Oh, ma è fantastico! Per esempio, un compositore italiano vissuto tanti e tanti anni fa, che si chiamava Orlando Di Lasso, ha scritto un pezzo spassosissimo intitolato Olà o che bon eco. Si racconta di un litigio tra due persone con tanto di eco. Oh, che gentile questo signor Orlando! Mi piacerebbe tanto sentire questo brano! E subito accontentata. Ascoltiamolo insieme. Vuoi anche tu cantarsi? Perché no? Perché non voglio? Perché non vuoi? Perché non mi piace? Facci dico, facci tu, o gran potrò, signor sì. Nessuno più, andiamo a Ecco, resti in pace, basta, Devo dire che adesso mi sento decisamente meglio. Siete stati tutti così gentili con me. Oh no, siamo noi che dobbiamo ringraziarti. Dorella, ma come facevi a sapere tutte queste cose sull'eco? Vedi questo libro? Sì, allora? È un'enciclopedia. Qui è spiegato tutto. Non è stato difficile. Pagine 46 e 47. Il teatrino di Gioca e Suona. L'apprendista stregone. Sapete perché il mio lavoro mi piace? Perché mi fa conoscere tanta gente importante, grandi scrittori, grandi musicisti. Oggi in questo teatrino sta per verificarsi un evento importante. Sta per avvenire
una magia! Con le magie, come sapete, non si scherza. Ne sa qualcosa il nostro amico Filippo, che è protagonista di questa nostra rappresentazione. Oggi è nostro ospite un personaggio importantissimo. Signor Mago Merlino, a lei la parola. E sipario! Ogni epoca ha avuto i suoi maghi. Una volta i maghi avevano una specie di divisa, un bel cappello a punta, magari azzurro con tante stelle, una bacchetta magica e tutti li temevano e rispettavano. Oggi non è più così. Oggi il mago non sa più come vestirsi. Niente cappellone, niente bacchetta magica. Ci confondiamo con la gente comune. E forse questo può essere un vantaggio. Ma chissà. Un fatto è certo, siamo molto più potenti grazie alla televisione. Possiamo fare anche le telemagie. Ma lei oggi è qui per una grande magia. Sì, oggi compierò una magia che è anche una grande lezione. Un giorno venne da me un giovane che voleva fare l'apprendista mago. Si chiamava Filippo. Sì, proprio il Filippo che voi già conoscete. Veramente era un po' distratto, ma aveva cominciato ad imparare e gli affidavo di tanto in tanto qualche piccolo lavoro, come quella volta che lo incaricai di riempire una vasca con dell'acqua. Filippo, gli dissi, durante la mia assenza prendi quel secchio e riempi la vasca con l'acqua della fonte. Io tornerò presto. Ma Filippo, dopo un po', si stancò e, consultato il grande libro delle magie, pronunciò le parole magiche. Abracascopa, scopa abracoso, portami l'acqua che io mi riposo. La scopa si animò. Le spuntarono 2 braccia, afferrò il secchio e cominciò a fare il lavoro di Filippo. La vasca fu piena e Filippo cercò di fermare la scopa. Si accorse di non conoscere le parole che occorre pronunciare per far cessare la magia. La scopa intanto continuava il suo lavoro senza sosta. L'acqua cominciò ad uscire dalla vasca.
come fare? Lo sciagurato prese un'ascia e cominciò a tempestare la scopa e il secchio di colpi, riducendo tutto in 1000 pezzi. Ma non è facile porre fine alle magie scatenate dall'inesperienza. Sapete cosa accadde? Ogni pezzetto di scopa, anche il più piccolo, si animò, crebbe, divenne una scopa che, armata di secchi, cominciò a portare acqua alla vasca. Un esercito di scope marciava ininterrottamente. Era la fine. Tutto era sommerso dall'acqua. Filippo, per non essere travolto, nuotava disperatamente. Per sua fortuna, tornai giusto in tempo per dire le parole magiche che posero immediatamente fine alla magia e fecero tornare tutte le cose al loro posto. Abracadabra, abracalippo, cessi all'istante la magia di Filippo. In un attimo tutto tornò in ordine. E Filippo? Meglio un disegnatore distratto che un mago distratto. Avete sentito? Questa storia è molto divertente, ma pensate un po' alle magie scatenate dall'uomo, magie che distruggono, inquinano e provocano tanti danni che non è più possibile fermare. Voi cosa dite? Ci sarà qualche mago che conosce le parole magiche per fermarle?
Ragazzi, vi sono piaciute le canzoncine a canone come Fra Martino e Cucaburra? A me moltissimo, sono divertentissime. Chissà se il maestro ne conosce altre. Maestro? Maestro! Che cosa succede? Gli ho appisolato? Oh, mi scusi se l'ho disturbata, ma io e i miei amici vorremmo sentire un'altra canzoncina come Fra Martino e Cucaburra. È possibile? Certo. Se riesco a radunare quei fannulloni del coro. Ragazzi, vi ricordate la canzone C'era un re? Sì, certo. Bene, allora, pronti? C'era un re seduto sul sofà. C'era un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami tu un po' una storia, io posso imparare a memoria. E la storia incominciò. C'era un re seduto sul sofà. C'era un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami tu questa storia, che voglio imparare a memoria. E la storia incominciò. Che ho fatto imparare a memoria. E seduto sul sofà. C'era un re seduto sul sofà che disse alla sua serva: raccontami tu questa storia, che voglio imparare a memoria. E la storia incominciò. Bene, ora guardate il disegno. Vedete che su alcune parole della canzone ci sono dei quadratini colorati? Quando sentite cantare quelle parole, premete sulla vostra tastierina il tasto dello stesso colore. In questo modo potrete accompagnare il coro mentre canta. Pronti?